di archeologia, il perché lo sveleremo tra poco col nostro ospite in studio. Entriamo allora nel vivo della puntata, insieme a Francesco Riccardi scopriamo cos'è e come funziona, come si lavora alla Banca del Germoplasma della Sardegna, un vero e proprio tesoro di cui appunto tra poco sveleremo tutti i segreti in studio. Un patrimonio naturale unico, curato dai laboratori immersi nel verde dell'Orto Botanico di Cagliari. Da 20 anni la Banca del Germoplasma della Sardegna preserva oltre 3.000 varietà di semi per conservare la biodiversità dell'isola con le sue tipicità uniche al mondo. Il lavoro dei tecnici e ricercatori parte dalla raccolta sul campo, passa dalla crioconservazione a lungo termine dei semi e infine ritorna nelle campagne sarde e non solo. I primi passi della lavorazione dei semi sono la pulizia e la selezione, per la quale si usano setacci, macchine a correnti d'aria, lenti e microscopi, un lavoro in buona parte di precisione manuale. Il seme solamente una volta appurato che è buono e pure, ben conformato, ecco questo seme prenderà parte della Banca del Germoplasma e quindi proseguirà nell'iter di lavorazione. Pulito, pesato e contato, il germoplasma viene schedato. Ad attenderlo dopo la fase di deidratazione ci sono la conservazione a meno 25 gradi, mantenendo nel seme un 5% di umidità, i test di germinazione svolti a varie temperature e gli ambienti termoriscaldati per lo sviluppo della flora a rischio estinzione. La sopravvivenza delle piante riportate in campo viene poi monitorata per anni. Questi sono i test di germinazione sulla Paeonia corsica, un endemismo sardo-corso. Questa è stata raccolta sul Monte Corrasi di Oliena. Come potete vedere qui abbiamo un corso dei test di germinazione e ci sono dei semi germinati alla temperatura di 15 gradi. Una volta individuato un protocollo ottimale di germinazione per una specie, noi siamo in grado di produrre nuove plantule, i quali queste possono essere reintrodotte in natura per azioni di conservazione in situ. I protocolli messi a punto dalla banca sono spesso diventati di riferimento a livello internazionale. Se un incendio minaccia di distruggere una specie vegetale, si può ripartire dai semi conservati a freddo. Il giusto protocollo di germinazione servirà poi a far moltiplicare di nuovo le piante. L'osservazione delle caratteristiche del germoplasma con strumenti digitali permette anche la ricerca sui progenitori delle attuali specie agricole e la salvaguardia delle antiche varietà del territorio. Il confronto tra materiale archeologico e semi attuali e le analisi computerizzate hanno permesso ad esempio di identificare il vitigno più antico della Sardegna, ma le scoperte scientifiche non si fermano nella regione. Anche del germoplasma lavorano anche con gli intercambi di semi, in modo che se succede qualcosa a una determinata banca, queste repliche di semi sono presenti in altre banche. Quindi noi qua ci abbiamo presenti anche semi della Spagna, delle isole Canarie, delle isole Baleari. La rete delle isole del Mediterraneo permette di studiare e conservare meglio gli endemismi, ovvero le specie non presenti in nessun altro luogo, e rimanendo uniti si riesce a raccogliere più fondi per proteggere la natura. La Banca del Germoplasma conserva oggi più di 3.000 varietà della flora sarda. Ci ha raggiunto in studio Gianluigi Bacchetta, direttore dell'Orto Botanico di Cagliari e responsabile della Banca del Germoplasma della Sardegna di cui parliamo. Lo abbiamo sentito anche nel servizio. Partiamo però da una domanda che può sembrare banale. Che cos'è il germoplasma? Il germoplasma è un materiale totipotente che è costituito essenzialmente da spore, semi, ma anche tessuti vegetali e che in questo caso, ben conservato a basse temperature, può essere disponibile e può essere moltiplicato anche in tempi molto lunghi ed è quello che di fatto noi realizziamo presso la Banca del Germoplasma. Ecco, la Banca del Germoplasma è una realtà che ha compiuto 20 anni, quindi insomma una realtà che già inizia ad avere uno storico importante. Cosa sono le cose più particolari che conservate tra le oltre 3.000, giusto? Accessioni conservate. Sì, conserviamo chiaramente tutti i materiali relativi alla flora autoctona della Sardegna e in particolar modo alla flora endemica, quella che è più minacciata di estinzione. Conserviamo poi l'agrobiodiversità della nostra isola, quindi essenzialmente le cultivar delle specie che vengono coltivate nei nostri territori, vitigni autoctoni, varietà di olivo, ma anche poi varietà di pere, di mele, di susine, di tante altre frutte che normalmente si trovano nei nostri territori. E poi ci sono collezioni particolari grazie alla collaborazione stabilita proprio con le soprintendenze ai beni archeologici isolane,
di materiali archeologici. Ecco, Quindi, di questo parleremo tra poco, le farò proprio una domanda, perché voi in qualche modo scrivete anche dei pezzi di storia mancante, quindi è molto curioso. Prima però una curiosità riguarda proprio cosa serve questa banca, perché voi collaborate con paesi di tutto il mondo, la realtà sarda è una realtà eccezionale anche nel panorama italiano ed è riduttivo parlare di questa banca come di un cavò in cui si conserva e basta questi semi. In realtà fate molto di più. sì, i fini non sono semplicemente conservazionistici di fatto, noi collaboriamo con le amministrazioni locali a livello regionale, ma poi anche più in generale a livello mediterraneo, per attività di ripristino e di recupero ambientale. Di fatto con dei progetti europei finanziati appunto dall'Unione e coordinati in questo caso dalla città metropolitana di Cagliari, stiamo operando nei contesti di Chia, di Villa Simius per il ripristino dei sistemi dunali. Quindi si torna dove c'è un danno, dove c'è stato un danno, Sì. si cerca di, si ricrea anzi l'ambiente precedente, così. Esatto, si contribuisce a ricostruire le dune e a stabilizzare le dune con le specie vegetali autoctone che noi di fatto raccogliamo, moltiplichiamo e poi reintroduciamo in natura. Quindi si interviene laddove la natura o l'uomo magari è intervenuto in maniera distorta, cercando creato un di danno. riportare indietro le lancette dell'orologio praticamente. Esattamente, lo stesso viene fatto per esempio per gli ambiti minerari, dove si interviene appunto su discariche minerarie per cercare di recuperare sia dal punto di vista paesaggistico ma anche per ridurre la contaminazione determinata dai metalli pesanti con delle specie che sono metallo resistenti o che sono in grado addirittura di accumulare i metalli pesanti nei loro tessuti. Quindi insomma benefici per diversi campi, quelli del mondo agricolo li abbiamo accennati, non ancora se non in parte quelli invece storici. Voi nella vostra squadra avete anche archeologi, collaborate con archeologi e di fatto avete anche scritto, appunto, dicevo prima, dei pezzetti di storia grazie ai vostri studi. Sì, la collaborazione con gli archeologi il nostro Ateneo è iniziata già oltre 10 anni fa e insieme si sono condotti studi e portate avanti tesi di dottorato sulla paleodieta delle popolazioni nuragiche e nel tempo l'analisi di questi materiali ha consentito poi di ricostruire pezzetti di un puzzle che, come abbiamo visto anche con questa recentissima notizia degli Etruschi a Tavolara, ci fanno capire l'importanza di conoscere il nostro passato e quanto di questo nostro passato ancora non si conosce. Nei siti archeologici da noi indagati, insieme alle soprintendenze, all'Università di Cagliari e Sassari, siamo riusciti a trovare materiali che non ci si aspettava di trovare, semi di melone, tantissime altre. Quindi hanno aggiunto qualcosa appunto alla nostra storia, da dove veniamo, anche gli incroci tra i popoli, i flussi commerciali. Certo, turistici sono un po' più recenti. Veniamo però, dove dobbiamo fare, alle note un po' più dolenti. Potenzialmente questa banca potrebbe essere sfruttata ancora meglio di quanto non lo sia, così? Sì, effettivamente noi sopravviviamo grazie a contributi e finanziamenti di origine comunitaria e a progetti che sono finanziati da fondazioni straniere, in particolar modo da fondazioni svizzere. Non abbiamo attualmente nessun finanziamento a livello regionale. C'erano? Non ci sono C'erano più, in passato, ma non ci sono assolutamente finanziamenti e al contrario di quello che accade in altre realtà territoriali europee dove le amministrazioni pubbliche finanziano le banche del germoplasma, nel nostro paese, non solo in Sardegna, non c'è una grande attenzione verso questo tipo di attività che invece hanno tante potenzialità e applicazioni. Questo si riflette anche sull'organico. Beh, l'organico è costituito esclusivamente da precari e quindi chiaramente contrasta con quello che è il fine di una banca. La nostra banca del germoplasma conserva materiali per dei tempi illimitati e quindi ha anche delle caratteristiche che dovrebbero prevedere un personale strutturato, stabile, che garantisce questo. Allora proviamo a lanciare un piccolo appello perché davvero ci possa essere un po' di stabilità, visto che stiamo parlando appunto di un progetto di lunghissimo periodo. Assolutamente. Chissà che i nostri pronipoti e ancora oltre potranno accedere a questa banca. Grazie per essere stato con noi. Noi ora puntiamo lo sguardo